Questi sono alcuni oggetti ricordo anche della prigionia di Giuseppe Bassi, una persona straordinaria che tra pochi giorni, il 3 febbraio di questo 2023, compirà 104 anni. 4 di questi anni della sua vita li ha passati, ben più di 4, da prigioniero in Russia, e noi trasmetteremo il suo documentario nelle prossime serate di Antenna 3. Si intitola Bassilora, un documentario meraviglioso, e adesso vi spieghiamo perché. Vi presentiamo Giuseppe Bassi. Io mi metto la maschera. Ben trovato, Giuseppe. Va bene, Perché si chiama Bassilora lei? perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No? Gliel'avevano requisiti tutti? No, li avevano rubati tutti i prigionieri. Ecco, requisiti. E lei era l'unico? E tutti domandavano l'ora a lei? E quindi l'unico che aveva l'ora in prigionia ero io. E quindi quando eravamo nel Camerone e incominciavano alle 10 ad aver fame, allora incominciarono a dire bassi l'ora per sapere l'ora che per le 12 che arrivava la zuppa. Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a tornare casa? per raccontare. Tornare per raccontare. Bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, 100.000 sono morti,